Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity, di SimCity, sì, di Empire. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Come potete vedere oggi siamo pronti a intraprendere una nuova avventura qui nel Regno delle Due Sicilie. Allora, volevo portare avanti la campagna, vediamo un po' come risponderete voi, diciamo, vedremo un po' l'interesse un po' di tutti, vediamo se questa campagna piace un po' come le vecchie campagne su Shogun, Rom e così via, altrimenti ragazzi sceglieremo qualche altro gioco. Allora, vediamo un po' di... no, basta, lasciamo per adesso le unità proprio davanti alla città di Napoli. Ok, vi ricordo che siamo riusciti a sconfiggere, diciamo, uno degli eserciti dello Stato Papale proprio nella nostra penisola del sud, e adesso tenteremo quindi l'attacco a Roma, cercheremo di aggirarla e conquistarla proprio colpendoli alle spalle. Allora, innanzitutto vediamo un po' a livello di costruzioni che cosa possiamo fare. Sta per terminare il Palazzo Reale e da questa parte vediamo un po', dobbiamo andare avanti con le ricerche. Con le ricerche credo che siamo messi bene perché stiamo per terminare l'ultima ricerca, che è quella del contratto sociale, e dopo ci lanceremo direttamente nella fisiocrazia. Perfetto. Allora ragazzi, io dico che è arrivato il momento di passare il turno. Allora vi volevo dire... Dai, ok. Vi volevo dire appunto, vediamo ragazzi come andrà questa serie, perché ho visto che a molti piace, ad altri no, altri vorrebbero vedere nuove tipologie di giochi, quindi vediamo un pochettino quale sarà l'interesse riguardante questa serie. Diciamo che se l'interesse è simile a quello delle vecchie campagne di Shogun e Rom, allora la porta avanti, ma se invece viene vista solo da una cerchia ristretta di persone, come magari lo sono stati tantissimi altri giochi, allora non li continuo e magari scelgo qualcos'altro. Non so, stavo pensando anche a qualche gioco nuovo per modo di dire, qualche genere nuovo. Mi era venuta la voglia di giocare nuovamente a Hitman Silent Assassin. Non so se lo conoscete, è uno dei primi capitoli della serie, potrebbe essere interessante. Ecco, avevo pensato a questo gioco, tanto per discostarci un po' da questo genere. Magari ci sono altre persone che vogliono vedere qualcosa di nuovo, e visto che ho fatto, diciamo, 2 o 3 serie una dietro l'altra, diciamo, incentrate su questa tipologia di giochi. Però voglio vedere adesso come andrà questa serie di Empire. Intanto vediamo cosa possiamo fare per distruggere quindi Roma, l'Italia centrale, e conquistarla. Innanzitutto abbiamo, allora, concentriamoci, ben 3 unità di cannoni da rimpiazzare sicuramente. Ecco qua, dobbiamo sicuramente rinfoltire un po' le truppe, vediamo di riportare al massimo queste unità. Costerà un bel po', però dobbiamo farlo, perfetto. Vediamo, qua manca qualcosa, va bene. Purtroppo questa è una, diciamo, una pecca di questo gioco. Su Shogun, invece, sugli altri Total War seguenti, bastava essere all'interno di un territorio alleato per ripristinare le truppe automaticamente, mentre qui dobbiamo andare purtroppo a ripristinarle manualmente. Ok, mi sa che abbiamo i soldi per farlo, però per tutte. Vediamo un po'. Sì, credo che in un paio di turni dovremmo esserci per attaccare nuovamente la capitale. Allora, infrastrutture siamo a posto. Vediamo un po' il terrore nel sud per via delle imbarcazioni che potrebbero darci fastidio, però credo che loro abbiano esclusivamente un porto sul mare Adriatico, quindi dovrebbero necessariamente effettuare una traversata da questa parte e potremmo vederli tranquillamente. Allora, con queste unità vediamo di spostarci. Ecco, potremmo attaccare anche da questa parte, quindi guadagniamo un po' di terreno e ci accampiamo qui. E adesso passiamo il turno. Sì, io direi di sì, siamo nel 1702. Salviamo tanto per ricordare la nuova partita. Sì, sovrascriviamo tutto, riprendi e andiamo avanti. Sì, e avevo intenzione ragazzi di portare un gioco nuovo tipo Hitman Silent Assassin. Molti mi hanno detto City Skyline, è che è molto simile a SimCity, lo vorrei fare però magari tra un po' di tempo, perché vorrei un po' cambiare un po' il genere. Infatti molti mi hanno detto stai facendo diciamo dei giochi molto simili che si basano sullo stesso genere, magari è meglio variare un po'. Quindi vediamo un pochettino che cosa fare. Io volevo portare Hitman Silent Assassin. Molti mi hanno detto perché non fai il nuovo Hitman. Non so se è uscito oppure deve ancora uscire. Molti mi hanno detto che uscirà a fine anno, però non lo so. Volevo giocare il 2 Silent Assassin, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Io già l'ho finito 10 anni fa, quindi sarebbe una buona occasione per rigiocarlo. Intanto il gentiluomo dello Stato Papale
va verso nord, si allontana. Non abbiamo campo visivo in quella zona, dobbiamo attendere. Ah, attenzione, gli stati barbareschi avanzano, iniziano a depredare le nostre rotte e i pirati. Per ricchezza cittadina si intende la ricchezza generata dai centri urbani di una regione. Questo valore aumenta o diminuisce di turno in turno a seconda degli edifici presenti e del livello di tassazione. Questo pannello riporta le informazioni su un dato generale. Ok. Prigioniero mascherato sono le classiche notizie di Empire su tutto il mondo conosciuto. Allora, vediamo un po'. Tra 2 turni termina il Palazzo Reale di Napoli, che è l'ultima costruzione disponibile. Per quanto riguarda il nostro esercito, credo che tra un paio di turni dovremmo esserci. Quindi perfetto. Il fatto è che non guadagniamo neanche molto a livello orario, perché viene consumato tutto dal nostro esercito. Quindi vediamo un po'. Credo che a livello di ricerche, vediamo, ma il contratto sociale perché non lo riusciamo a ricercare? Ah, giusto, perché la nostra accademia, qui la nostra biblioteca è stata distrutta, non me ne ero accorto. E allora la ripariamo e attendiamo un turno per riuscire. Allora ragazzi, siamo riusciti finalmente a concludere il contratto sociale. Come avete visto, l'accademia è stata riparata e adesso possiamo lanciarci direttamente nella fisiocrazia, magari. Ci permetterà sicuramente di avere più ricchezza per turno e potremmo costruire sicuramente nuove costruzioni riguardanti l'agricoltura, quindi il settore primario. È molto importante perché nel sud abbiamo davvero tantissime zone da poter sfruttare. Allora, l'esercito è nuovamente disponibile. Abbiamo le unità del Papa che si stanno un po' ripristinando. Io dico che è arrivato il momento di andare e attaccare immediatamente, proprio perché non voglio dargli più altro tempo per riuscire a recuperare. Vediamo un pochettino una città fortificata. che cosa accade. Vediamo un po'. La città avversaria, come potete vedere, è ben preparata. È un assedio, ragazzi, diciamo, come dire, equilibrato. Siamo leggermente in svantaggio e abbiamo ben 1800 uomini da una parte e 1900 dall'altra, ma loro dalla loro hanno le mura e nonostante tutto hanno anche dei rinforzi, che sono principalmente cavalieri e altri uomini. Quindi io vorrei assaltare, sicuramente non si arrenderanno mai, però voglio assaltare il palazzo reale del Papa e al massimo, vediamo un po', ecco, purtroppo in questi attimi di caricamento pesante. Ed eccoci ragazzi all'interno del nostro campo di battaglia. Come potete vedere siamo pronti a intraprendere questo assedio. È un assedio molto difficile perché sicuramente dobbiamo riuscire a conquistare il castello, o addirittura perdere il minor numero di uomini possibile, altrimenti sicuramente metteremo in pericolo Napoli e tutte le zone del sud Italia. Quindi certamente dobbiamo riuscire a fare parecchi danni all'avversario e quindi al limite conquistare il castello. È molto difficile farlo perché hanno più uomini, hanno una fortezza e dobbiamo andare avanti con i cannoni. Il problema di questi cannoni è che, se non sbaglio, sono dei cannoni fissi. Vediamo un po', dovrebbero essere fissi, non so se si possono spostare. Quindi io vediamo se posso mettermi in una zona adatta per riuscire a bombardare gli avversari. Vediamo un po' se c'è un punto idoneo. Ecco, purtroppo ci dobbiamo mettere sempre in delle zone. Vediamo un po', vorrei mettermi in una zona. Ecco, possiamo metterci solo in questa zona. Abbiamo le colline davanti, abbiamo gli alberi, qua c'è uno spiazzo, però questo spiazzo, vediamo, ecco, sì, riusciamo a centrare un po'. Ma c'è una grande montagna, sono proprio, si ritrovano al centro e al di sotto di 2 colline, quindi sono messi in un'ottima posizione. Mamma mia. Allora, facciamo così. Le cavallerie adesso sono principalmente inutili. Prendiamo tutti i nostri uomini e mettiamoli qui davanti per il momento, poi li modificheremo più avanti. Prendiamo anche i picchieri e gli uomini di linea, i suonatori, diciamo, come si chiamano? Il plotone di batteristi e gli altri picchieri. Vediamo di metterli dietro il nostro esercito con le 2 cavallerie. Una formazione per il momento molto improvvisata, perché voglio capire una cosa. Prendiamo innanzitutto i nostri picchieri, questi, e li mettiamo, ecco qua, dietro ai nostri cannoni per eventuali problemi con la cavalleria. Unico gruppo, vai. Altro gruppo, cavallerie e questi uomini, perfetto. Senza indugio. Perfetto. Allora, questi altri li mettiamo qui. Ottimo lavoro. E
Anzi, più che altro li mettiamo qua dietro. Voglio fare una cosa. Altro gruppo. Ah, sono rimasti qua altri uomini. Portiamoli per il momento qui e iniziamo, ragazzi, la battaglia. Quando assalti un forte o un insediamento. Allora, vediamo se riusciamo a muoverli questi cannoni. No, come avevo ben pensato. I cannoni non si possono muovere. Sono fissi, quindi dobbiamo Queste mura colpire sono questa solide. zona. Se vuoi far breccia, dovrai concentrare il fuoco d'artiglieria in un solo punto. Dobbiamo far breccia per forza. Vediamo Queste di mura sfondare sono questa solide. zona. Se vuoi far breccia. O qua. Meglio qua forse. Allora ragazzi, dobbiamo farci strada con i cannoni per forza. Vediamo di concentrare tutta la nostra potenza di fuoco su un unico punto. Dobbiamo nascondere intanto i nostri uomini qui dietro, perché non posso andare avanti e entrare in conflitto a fuoco con gli avversari. Ecco, potete vedere che loro, ecco qua, partono i nostri colpi, però purtroppo non riescono a farsi avanti. Potete vedere per bene, ecco, qualche proiettile riesce a entrare. Vediamo un po'. Ecco, perfetto. Dobbiamo sperare nelle nostre forze. Questi cannoni non si possono spostare. Questa era la posizione più adatta, ragazzi, perché potete vedere è l'unico punto in cui la collina riesce a essere leggermente pianeggiante in alto. Quindi da questa parte c'era un alto dislivello. In questa zona potete vedere forse era pure sì, potevamo anche metterlo da questa parte i cannoni, però c'erano gli alberi e quindi potevano dare un po' di fastidio. Mentre in questa zona, come potete vedere, la collina leggermente si avvada a ballare e ci sono meno alberi. Vediamo un po'. 15% di danno. Qualche proiettile riesce a uscire fuori. Perfetto. Continuiamo così. Benissimo. Allora, andiamo avanti. Allora, un avanzamento veloce per il momento. Purtroppo è una pessima posizione. Se avessimo potuto mettere i cannoni da questa parte avremmo tirato giù le mura in un ben che non si dica. Quindi dobbiamo solo attendere. Vediamo, ecco, altri proiettili continuano ad arrivare contro le mura. 28% di danno. Sono molto solide. 31. Speriamo che i proiettili durino, perché dobbiamo solo sperare in questo. Non possiamo sperare di scavalcare le mura e riuscire a vincere noi stessi. Abbiamo perso intanto qualche milizia. Intanto vediamo un po'. Continuano a partire proiettili. Vediamo un po' come siamo. Ancora 31, 47% di danno, 50%. Siamo a metà del danno e sono passati già 5 minuti di gioco. Per il gioco ovviamente. 66%. Dobbiamo almeno fare una breccia, ragazzi. Buttare a terra tutti queste mura per riuscire a penetrare qui dentro anche con la cavalleria. Però dobbiamo anche riuscire ad eliminare questi uomini qua su. Ancora continuano le cannonate. 69% di danno. Altri proiettili finiscono in centro. Speriamo ancora in delle munizioni disponibili. Continuano le cannonate. 79% con 44. Forza ragazzi, questa dannata collina non ci voleva. Mamma, è che l'hanno costruito proprio in un ottimo punto questo forte. Proprio si ritrovano avvallati in una zona. Sono protetti dalla montagna. Una specie di fosso di Helm, però dall'altra parte. Vediamo un po'. 88% di danno. Iniziano a perdere colpi. 98. Vediamo un po' il crollo in diretta. E gli uomini infatti si allontanano perché capiscono che sta cedendo un po' tutto. Vediamo se la nube di fuoco si riapre. Ecco le cannonate. Vediamo un po'. Non riescono a centrarla. Eccoci. E finalmente riusciamo ad aprire una piccola breccia. Eccola qua. I nemici fuggono direttamente. 100% di danno. Breccia aperta. Ottimo lavoro. Vediamo adesso di concentrare il fuoco da questa parte, anche se sarà a dir poco impossibile. Ecco che partono altre cannonate verso un'altra zona di attacco. Vediamo. Voglio finire almeno, ragazzi, tutti i proiettili. Non voglio sbagliare come hanno sbagliato loro in passato. E cercano di muovere un po' le truppe. Mettono la cavalleria davanti. Io ho i picchieri pronti. Vediamo un po'. Dietro i cannoni. Sarà un assedio abbastanza lungo, ragazzi, però molto importante, perché questo assedio di Roma ci permetterà di prendere la città e avere il controllo in tutto il centro d'Italia. E non dobbiamo neanche prenderla alla leggera, perché potremmo davvero sacrificare il nostro territorio. Vediamo un po'. Partono altre cannonate. Meno male che ho arruolato questi mezzi cannoni, ci possono dare davvero una mano.
altre cannonate contro il forte, che è indistruttibile questa zona. Vediamo un po' se riusciamo adesso a concentrare il fuoco sul centro. Ecco qua, proprio all'interno del forte, per riuscire a colpire questi uomini. Questa zona è tutta distrutta. Vediamo un po'. Abbiamo colpito lo spigolo. Vediamo un po' se riusciamo a far innalzare altre cannonate. Come va, ragazzi? Siete pronti? Ci siamo. Ancora abbiamo tantissimi proiettili, credo. Pronti al fuoco? Dai, ragazzi. Ci siamo. Che partono nuove cannonate, ragazzi. Vediamo un po' dove vanno a finire. Escono i cavalieri, il corpo della gendarmeria. Vediamo un po'. Ragazzi, mi dispiace che non riesco a caricare più video insieme, però per caricare un video vanno via 6 ore. L'altra volta il video di Chivalry mi sembra che l'ho messo a caricare alle 6 di pomeriggio, ha finito a mezzanotte e mezza, quasi l'una. Quindi per questo non riesco a caricare video in maniera, diciamo, perché pure stesso quando inizio a caricare un video e ci mette 6 ore, per 6 ore la connessione è inutilizzabile. Cioè non riesco ad andare su internet, non si può usare la connessione in nessun modo, neanche a livello di wifi con i cellulari. Quindi quando decido di caricarlo vanno via 5-6 ore come minimo. Quindi ecco perché non riesco a caricare tipo 2-3 video al giorno, per questo motivo. Ok, non credo che riusciamo adesso. Perché, ragazzi, ci stiamo fermando qui adesso? Oh, avanti, avanti, avanti. Vediamo se questi proiettili riescono a decimare un po' le unità. Loro stanno uscendo. Io devo anche sbrigarmi, perché ho 31 minuti, ragazzi. Non sono molti, Vediamo un po'. Io sto cercando ancora di bersagliare gli avversari. Forse è arrivato il momento di farci avanti con tutto il nostro esercito. Vediamo un po'. Eccoci qua, ci stiamo muovendo. Dobbiamo di metterci in prima linea. Perfetto. Stiamo avanzando pian piano. Queste unità che abbiamo selezionato dopo le portiamo qua. Tanto stiamo continuando a sparare. Ragazzi, purtroppo, come vi ho detto, è una zona un po' strana, però stiamo cercando. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Con questa breccia possiamo riuscire a essere più competitivi. Vediamo un po'. Eccoli, eccoli, eccoli. Nuove cannonate che partono. Vediamo un po'. Colpisce l'altro forte. Niente. Allora, avanziamo con tutto l'esercito. Perfetto. Vediamo di metterci in posizione. Siamo un po' più rapidi. Vediamo questa unità che abbiamo selezionato dopo e la portiamo un po' più avanti. Qua c'è. Dovrebbero inclinare un po' i cannoni, dovrebbero aumentare l'angolo di tiro. In questa maniera forse riuscirebbero a distruggere e a colpire il bersaglio. Vediamo un po'. Pure loro hanno qualche cannone messo qua. Niente, non riesco a centrarli. Proviamo, ragazzi. Ecco tutte le nostre unità. Stiamo avanzando anche con questo reggimento. E che loro sono messi anche in una brutta posizione qui. Vediamo che fanno. Io vorrei mettere tutte le nostre truppe qui in alto. Ecco qua. Avere un ottimo angolo di fuoco e utilizzare queste truppe, diciamo, come esca per portarli fuori e ucciderli, perché qui siamo in discesa, quindi possiamo sparare con tutte le unità contemporaneamente. Ecco perché appunto le ho messe anche in questa maniera, perché gradualmente a scaletta possono sparare tutti insieme e ricoprire un angolo maggiore di tiro. Avanti. Qua purtroppo le cannonate non riescono. Mamma mia, potrebbero colpire i nostri uomini. Meglio fermarci. Meglio fermarci. Meglio fermarci. Stop. Niente, basta. Non riuscite. Avete sprecato troppi colpi ormai. Vediamo un po'. Vediamo un po' quello che succede, ragazzi. Vediamo di stimolarli un po'. Portiamo la nostra fanteria di briganti che grazie al cielo riesce
ad avere un'ottima portata. Vediamo che stanno facendo. Niente di che. Andiamo un altro po' avanti. Prendiamo una truppa di picchieri e portiamola qua. Irregolari, puntate le armi, forza. Prendiamo quest'altra truppa di irregolari e la portiamo qui. Ancora non ci siamo. Facciamo un altro passo in avanti. Ancora no. Forza pure voi. Vai, 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 veloci. Stop. Ci siamo? Dovremmo esserci, forza. Benissimo. Li abbiamo già intravisti. Fermiamoci, avanziamo con tutta la truppa. Giustamente loro sono furbi, si stanno spostando sempre più all'interno. Stop. Fuoco, ragazzi. Ed eccoli che escono. Ed eccoli che escono. Ed eccoli che escono. E tutto il fuoco viene concentrato. Mamma mia. Forza, ragazzi. Arrivano i picchieri. Dove sono le nostre unità? Ecco, queste altre sono importanti. Forza. Forza. Fuoco. A tutta forza. Avete visto, ragazzi, la formazione che ho scelto, che è idonea? Wow, i bicchieri. Dove sono i bicchieri? Dove sono? Vai, 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 ste cavallerie maledette. Vai, 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 blocchiamole. Forza. Forza. Mantenete la posizione, serrate i ranghi. Continuate così. Un'altra unità di bicchieri ci serve. I cannoni lasciamoli perdere, ormai non ci servono più. Unità di cavalleria, via. Unità di bicchieri, via. Continuate a far fuoco. Fuoco diretto sugli avversari. Il generale nemico, ragazzi, è stato ucciso. Avete visto, ragazzi, tutti i fucili uno davanti all'altro come facevano fuoco. Questi sono picchieri, li mettiamo sempre qua pronti a scendere nel caso ci fosse bisogno. Vediamo come va. Sono tutti nascosti dietro questo muro. Io non riesco a gettarlo, a buttarlo a terra, che questo è già distrutto. Oh! Attenzione. Avanziamo con tutta la truppa in avanti. Dovremmo entrare in portata a breve. Ancora. Forza, ragazzi. Ok. L'importante è decimare questi qua su,
capisco la tattica nemica, non capisco cosa vogliono fare. Eccoli, eccoli, eccoli che escono. Eccoli che escono. Ok. Ok, li stiamo distruggendo, ragazzi. Il fatto è che stiamo finendo i colpi per uccidere questi qua su, ma danno fastidio. Ragazzi, basta, basta, basta sprecare tutti questi colpi. Basta, sono troppi i colpi che stiamo sprecando. Cambiamo zona, mettiamoci qua dietro. Vediamo se i cannoni riescono a buttarli giù. Stiamo continuando intanto a far fuoco diretto su questi uomini con tutte le unità. Queste le mettiamo un po' più indietro. Bicchieri qui. Allora ragazzi, siamo diciamo l'intelligenza artificiale nemica è un po', diciamo, stupida. Dovrebbe mettere tutti i suoi come dire, tutti i suoi uomini qui al di sopra di questo forte, non nella parte ovviamente distrutta, ma in questa zona, per colpire tutti i nostri uomini. Invece rimangono qui a farsi distruggere. Cioè dovrebbero secondo me metterli tutti qua in alto, perché guardate un po' noi con quanta difficoltà riusciamo a uccidere questi uomini. Quindi secondo me dovrebbero metterli tutti qua in alto. Appunto perché i cannoni sono messi in una zona è difficile far fuoco proprio lì. E qua loro si stanno raggruppando tutti in questo punto e grazie alla nostra tattica, diciamo, a scalare riusciamo un po' a far fuoco con tutte le truppe e a colpirli. Oh, la cavalleria! Mamma mia, meno male che ho i bicchieri pronti. Cavalleria nostra in aiuto. Mamma mia, meno male. Vai, le picche sono pronte. Muro di picche attivo. Forza ragazzi, muro di picche. Dai, 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 dai. Mamma mia, errore nemico. Ha lanciato tutta la gendarmeria contro delle truppe con lancia. Li abbiamo proprio macinati. Guardate come diminuiscono i numeri. Oh, i cannoni qua in alto rompono un po'. Però abbiamo falciato la cavalleria nemica in un men che non si dica. Guardate un po', distrutta. Ha lanciato tutta la cavalleria contro un muro di picche. Mamma mia. E i picchieri intatti. Vediamo un po'. Noi ragazzi continuiamo così. Non c'è modo per stanare gli avversari, per ucciderli. Dobbiamo continuare in questa maniera e sparare dalla fessura che abbiamo aperto. Vediamo se riusciamo a buttare a terra questo muro. Sarebbe fantastico. Tanto si continua un po' a far fuoco. Le cavallerie ormai hanno. Qui sono solo 3 cavalieri. Ebbene, stiamo eliminando anche questi. Questi devono essere rinforzi. Batteristi qua ci sono. Ok, ce l'abbiamo fatta. Continuiamo a far fuoco. I cannoni ci sono ancora. Eccoli, eccoli, eccoli che arrivano. 76%. Apriremo un'altra breccia ragazzi da questa parte e davvero cercheremo definitivamente di conquistare il castello. Vediamo un po'.
è perché loro possono anche sparare da questa zona, ma sono limitati. Noi potete vedere, guardate cosa si ritrovano davanti. Hanno un intero plotone che, come potete vedere, si ritrova a scalare al di sopra di questa collina, che spara da tutta la collina. Cioè non spara solo la prima linea, spara la seconda, spara la terza, la quarta, la quinta. Sembra l'ultima scena della battaglia del Patriota. Le truppe erano messe proprio in questa posizione, però era al contrario, quelli scendevano, non so se ve la ricordate. Però è molto simile la tattica e li stiamo macinando appunto qui perché non riescono a muoversi. Guardate quanti ne abbiamo uccisi, poveracci. E anche da questa parte nuova breccia nelle mura. Ottimo lavoro. Adesso concentreremo le picche in prima linea. Ecco qua le cavallerie giustamente escono. Cosa c'è qua? I picchieri. Oh mamma mia, attenzione. Concentriamo il fuoco sul centro. La cavalleria portiamola di qua. Forza ragazzi, concentrate il fuoco su questi picchieri maledetti che ci stanno dando un po' di fastidio. Picchieri contro cavalieri. Generale lì. Basta con i cannoni. Qua abbiamo ucciso tutti, perfetto. Spostiamoci. Hanno ancora cavalieri? Purtroppo sì. Hanno qualche cavallo pronto. Mi sembra che il limite era 40 minuti. No, no, ok. Entriamo ragazzi. Come il leggero vantaggio? Ma che dite? Oh. Fermiamoci un attimo. Ah beh, questi sono i batteristi che non ci servono, non fanno nulla. Il leggero svantaggio. Abbiamo fatti fuori? 5 cavalieri ancora dentro. Basta così. Andiamo tutti in avanti per distruggere queste ultime unità. I bicchieri però servono, ragazzi. È davvero tanto. Forza. I cannoni nemici sono qua. Non mi dite che vi siete bloccati qua dentro, Ecco, piano piano. Io lo sapevo che succedeva questo, che passava una cavalleria, tutte le altre rimanevano bloccate. Ecco, mettiamo qua i nostri uomini. Ora volete vedere? Perdiamo la battaglia perché le cavallerie si stanno facendo così avanti. Dove sono? Questa e l'altra dov'è? Qua? No, portiamola dietro. Entriamo con calma ragazzi. Perché tutti affollati qua? Forza. Ma qua che c'è ancora qua dentro? Ah, questi batteristi, via. Forza, mettiamoci in linea. Iniziamo a sparare, visto che questi non si vogliono arrendere. Ecco, avanti ragazzi. Forza, iniziamo a sparare. Forza, muoviamoci che stiamo perdendo troppi cavalli. Forza, fuoco, fuoco ragazzi. Fuoco. Forza. Vabbè, gli abbiamo messo paura. Vittoria, termina battaglia, vittoria eroica ragazzi. Bene ragazzi, siamo riusciti a conquistare Roma, quindi l'Italia centrale, abbiamo annientato lo Stato papale e vabbè, muove il prigioniero mascherato. Siamo riusciti anche a riparare una parte di quello che abbiamo distrutto con l'assedio e adesso abbiamo un panorama più ampio in tutta l'Italia. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!